Per noi è una grande soddisfazione ma anche un grande lavoro perché stare al passo con i tempi, quindi la ricerca, l'innovazione hanno rappresentato la stella polare. Questo ci consente ancora oggi di essere un punto di riferimento a livello internazionale appunto per tutta quella che è l'editoria rivolta all'infanzia. Quest'anno la tematica trattata, che è quella della natura, è una tematica trasversale che va comunque a lambire anche ciò che è di spirituale in noi adulti e secondo me lascerà un segno importante ad ogni visitatore perché quantomeno l'immaginazione che si proverà di fronte a quelle immagini scaturirà all'interno di ciascuno delle riflessioni che vanno dalla preservazione dell'ambiente in cui viviamo, dalla natura appunto, ma altrettanto il tema della speranza e della pace, visto i tempi che stiamo attraversando. Questa mostra è tutta incentrata nella natura, ovviamente, e questo ci porta ad affrontare un tema molto universale ed è sviluppato in maniera che ci siano diverse sezioni, la natura e la speranza, la natura e la scienza, la natura e il gioco. Queste sezioni poi ovviamente vengono declinate da diversi illustratori. All'interno di queste sezioni ci può essere effettivamente un rapporto straordinario sia col tema ma anche con l'infanzia e questo per noi crea veramente una grande gioia, vista anche la possibilità in questa mostra di poter fare diversi laboratori con bambini e anche visite guidate in tutto il periodo delle mostre che sarà dall'8 novembre fino a metà febbraio. La mostra si apre con un canto di speranza, in particolare con le illustrazioni di Emily Sutton e con la sezione Natura e Speranza che presenta appunto albi che ci indicano la strada con cui guardare la natura vicina, la bellezza vicino a noi. Questo è il filo che lega tutto il progetto espositivo, didattico ed è il filo diciamo che lega questa mostra anche alla storia di Sarmede.